bellissimo. Nel sottofondo il grido di questo falco. Eccolo lì giù. Ok, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo nel territorio di Nurri. Per fortuna abbiamo trovato il proprietario, di cui ringraziamo, Mauro Murgia, che ci ha aperto i cancelli per poter entrare nel suo terreno e poter visitare questo bel nuraghe, Corungiu Maria. Si tratterebbe di un nuraghe, ovvero sia un proto-nuraghe. Adesso lo visitiamo in lungo e in largo e vediamo un pochettino. Nel frattempo vi mostriamo le immagini mozzafiato da qui su. L'antica civiltà dei Sardi ha abitato e custodito le valli del Flumendosa sin dai tempi più remoti. Lui, il nuraghe Corungiu Maria, situato nel territorio di Nurri, è il cosiddetto proto-nuraghe o nuraghe a corridoio. I nuraghi a corridoio o proto-nuraghe si differenziano dai nuraghi classici per l'aspetto più tozzo e la planimetria generalmente irregolare, e perché al loro interno non ospitano la grande camera circolare tipica del nuraghe, ma bensì uno o più corridoi o comunque ambienti minori. Pronti a entrare dentro? Pronti? Andiamo. Il monumento si erge su di un pianoro, nel versante settentrionale della vasta regione di Pranu e Muru, a dominio della profonda incisione del Flumendosa di rimpetto ai salti di Sadari ed Esterzini. L'edificio ha una forma planimetrica subcircolare, irregolare, e nell'elevato presenta un profilo troncoconico molto schiacciato, con base molto ampia e pareti in forte ritiro. Due ingressi a luce ogivale, uno a est e l'altro a ovest, costituiscono gli accessi al corridoio principale, anch'esso a sezione ogivale, che attraversa internamente la struttura da est a ovest. Il corridoio è per buona parte ostruito dal materiale di crollo, ciononostante si segue per circa 3,5 metri dall'ingresso a est e circa 4,5 metri da quello a ovest. Qui è chiuso, la chiusura ogiva è abbastanza pericolante. Qui stanno crollando dei grossi massi, forse meglio uscire fuori, non è il caso di procedere. Il parametro murario esterno è formato da blocchi di basalto di medio taglio, arcaici, privi di lavorazione, disposti in opera poligonale. Un secondo corridoio è visibile dalla sommità del terrazzo e lo si segue per buona parte fino all'innesto con quello principale.
Nell'area circostante sono stati rinvenuti alcuni frammenti ceramici che per alcuni caratteri sono attribuibili al Bronzo Medio. È alquanto incredibile e non del tutto ignoto il perché i Sardi decidessero di realizzare edifici sempre più alti e complessi. Non a caso la meta di ogni antico culto è quella di raggiungere il tetto celeste.